La corsa non è uno sport individuale, può essere un'occasione di incontro aperto a tutti con lo scopo di stare insieme e pensare a chi è meno fortunato. È il messaggio che viene lanciato da Corri con noi, l'evento promosso da un gruppo di volontari e numerose associazioni in collaborazione con l'Oratorio e la parrocchia San Pio X di Marghera, giunto alla 6ª edizione. Abbiamo cominciato raccogliendo dei fondi, organizzando una semplice corsa, poi ci siamo accorti che la relazione è il punto fondamentale della nostra corsa, il fatto che molti disabili con le loro famiglie o le cooperative o le associazioni si radunino un giorno all'anno per parlare, divertirci assieme e fare un po' di chilometri assieme è un presupposto per creare rete, e questo è quello che serve alle famiglie e soprattutto a tutti quei ragazzi che probabilmente non hanno uno sport, uno sfogo, un divertimento che li occupi tutta la settimana. Il nostro scopo è proprio creare rete e grazie a Dio lo sport fa questo, quindi vorremmo che lo sport fosse davvero di tutti. L'idea è nata da un gruppo di amici di Umberto Pasqualetto, papà di Filippo, affetto da una malattia rara. La quotidianità è molto impegnativa, sia per me che per mia moglie, ma anche per la sorella di Filippo. Ci siamo sempre detti però che o aspettavamo che accadesse qualcosa o ci mettavamo nelle condizioni di far accadere qualcosa. Per quello abbiamo creato questa associazione che ha lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca a favore della nostra malattia. Si chiama CDKL5 ed è il nome del gene modificato in Filippo. È una malattia molto rara, in Italia conosciuti sono circa 50-60 casi e la nostra associazione appunto è un'associazione di genitori che si dà da fare fondamentalmente. La manifestazione in programma sabato 31 agosto con partenza alle 17:30 da via Nicolodi a Marghera è aperta a tutti, fit walkers, runner, skaters, ma anche persone con problemi fisici, mamme con o senza passeggino, e si potrà scegliere tra il percorso di 3,5 km, quello di 10 e novità di quest'anno quello di 20. Il ricavato delle iscrizioni, 6 euro per gli adulti, 3 per i bambini sino ai 10 anni, sarà utilizzato per aiutare Filippo e tutti i bambini che sono affetti dalla sindrome CDKL5. Sarà una giornata splendida, una giornata dove potete provare tantissime attività che saranno insieme alla corsa presenti a Marghera, quindi vi aspettiamo numerosi il 31 di agosto alle ore 17:30 pronti per la partenza. C'è solo da apprendere, da arricchire e da imparare dalla disabilità, non deve spaventare, ma deve essere un momento per accrescere e far capire ai ragazzi soprattutto che quanto fortunati sono e come questa corsa nelle scarpe degli altri, far capire anche sedersi su una sedia a rotelle e provare cosa vuol dire, ti fa vedere la vita sotto una prospettiva completamente diversa.